Euroregioni News. Sintesi dell'intervento della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli alla conferenza stampa tenutasi a Palazzo Torriani il 21 gennaio 2020 sul bilancio e le strategie delle attività associative e sui dati della produzione industriale in Friuli Venezia Giulia e provincia di Udine. Partiamo dalla situazione economica nazionale del nostro paese. Il 2019 siamo tutti d'accordo su una più 0,2%. L'economia del nostro paese quest'anno è stata stagnante. Nell'anno a seguire, 2020, c'è una stima di graduale e minima crescita, dallo 0,2 a uno 0,4-0,5%. Nel 2021 invece vediamo stime più o meno positive, perché per esempio la stima nazionale di Banca d'Italia prevede un quasi più 1%, quindi un più 0,9 qualcosa per cento, mentre le stime europee dell'Ocse prevedono solo un più 0,5%. I nostri principali competitors a livello europeo e i principali benchmark internazionali, vedete come l'Italia è praticamente nel fondo della classifica. Ci sono delle economie che tornano in previsione a crescere in maniera più sostenuta, dovrebbe essere quindi il Regno Unito, parlando anche di Brexit, Spagna, anche Francia, la Germania leggermente, come sappiamo molto dipende dalla guerra commerciale internazionale. Passiamo ora alle stime del Friuli Venezia Giulia, fornite da Prometeia, sono datate 2020. Il prodotto interno lordo più 1,1% nel 2018, più 0,2% nel 2019, mentre nel 2020 è stato previsto un più 0,7%. La spesa per i consumi delle famiglie vediamo rimanere costante nella crescita dello più 0,7%, decisamente contenuta. Consideriamo che i risparmi delle famiglie del Friuli Venezia Giulia nell'ultimo anno sono cresciuti del 3,8%, questo ci dimostra la fase di attesa, di mancanza di fiducia. Questo è direttamente correlato con la riduzione degli investimenti fissi lordi dal più 4% al più 1,9%. Questo più 1,9% va letto anche in maniera contestualizzata. Considerate per esempio che il superammortamento è stato confermato alla fine dell'anno, comunque nella seconda metà dell'anno, quindi il valore degli investimenti è ritornato a crescere solo in quel momento. Se prendessimo gli ultimi 2 trimestri sicuramente il valore sarebbe ben più simile a quello dell'anno precedente. Se invece facciamo la media dell'anno è decisamente inferiore. Nel 2020 invece prevediamo una costanza di crescita del più 1,9%, decisamente troppo basso. Questo per complessità del sistema di applicazione degli incentivi, come abbiamo visto nella nuova manovra di bilancio 2020, e anche per il rimescolamento degli stessi incentivi. Pensate semplicemente alla manovra di aiuto alla crisi economica, era stata abrogata nel 2018, è stata reinserita nel 2019, oppure l'industria 4.0, è cambiato il testo degli investimenti per le grandi imprese da 20 a 10 milioni, superammortamento e iperammortamento sono in questo caso da leggersi in regime di credito di imposta, solo che può andare però esclusivamente in compensazione, anche questo è cambiato. Esportazioni, vedete un dato molto negativo nel 2019, ma sappiate che questo è causato esclusivamente dal calo della cantieristica, perché per quanto riguarda le esportazioni di macchinari per esempio, queste hanno sostenuto il dato in maniera importante. Il tasso di disoccupazione scende dal 6,7 al 6,4%, ma non leggiamo questo decremento del tasso di disoccupazione in maniera estremamente positiva, perché se lo scorporiamo in disoccupazione maschile e disoccupazione femminile, vediamo come il tasso di disoccupazione maschile sia calato in maniera importante, oltre il 5%, il tasso di disoccupazione femminile sia invece incrementato in una maniera non altrettanto, ma comunque importante, intorno al 2,5%. Questo perché? Perché si continua ad avere una responsabilità di cure parentali che sono esclusivamente sulle spalle del lato femminile della
della popolazione, perché non c'è supporto sufficiente alla maternità nella nostra regione, ma anche a un livello più alto, quindi a livello di paese, e perché il recupero dell'occupazione oggi riguarda più che altro il settore manifatturiero terziario, e questo è storicamente più in linea con il profilo di formazione maschile. È vero che le cose stanno cambiando, ma parliamo di un cambiamento culturale che avrà bisogno di più tempo per vedere dei risultati positivi anche a livello di occupazione femminile. Parliamo ora di Udine, quanto girano i nostri impianti. Vediamo che la tendenza non è solo negativa, ma è decisamente negativa. Se nel terzo trimestre 2017, quarto trimestre 2017 abbiamo avuto una variazione positiva rispetto allo stesso periodo del 2016, già nel 2018 vediamo una riduzione di questa variazione positiva, per passare nel 2019 ad una variazione negativa. Questo non accadeva dal 2013, ovvero che l'indice di produzione industriale avesse una media annuale negativa, non capitava da 6 anni. Questo deve farci preoccupare, e vista, come si è già detto, la manovra di bilancio e più nello specifico le nuove leggi in ambito fiscale e tributario, non abbiamo grosse speranze in un miglioramento importante di questo dato al momento negativo. Motivazioni: incertezza, abbiamo detto, non c'è fiducia, aumenta il risparmio, si riducono i consumi. Abbiamo le guerre commerciali che, seppur hanno visto una tregua, ad oggi non ci danno un respiro di fiducia per gli anni successivi. Abbiamo le crisi delle principali potenze europee, prima fra tutte la Germania, che va a causare dei grossi problemi all'interno delle catene del valore del nostro paese. Abbiamo la complessità del sistema fiscale, il clima anti-impresa, che vede l'imprenditore definito colpevole fino a prova contraria da un lato, e vede la violazione di uno dei principali diritti costituzionali, che è quello di una ragionevole durata dei processi. Quindi vengono inserite delle sanzioni, vengono abrogate delle misure come la prescrizione, che è vero potrebbero mettere in luce dei gravi problemi del nostro sistema di giustizia, ma prima di fare questo sicuramente vanno a creare dei problemi enormi a quelli che sono i nostri imprenditori, senza dare la possibilità di continuità aziendale. E considerate che oggi le aziende più strutturate sono costrette ad avere un dipartimento di audit interno che è più numeroso del dipartimento di controllo di gestione della stessa. La competitività del nostro sistema regionale e territoriale è quindi messa a dura prova, e anche da un cuneo fiscale a carico delle imprese, che sappiamo non essere stato toccato in questa manovra di bilancio, che è pari esattamente al doppio di quella del nostro principale competitor, che è la Germania. L'Italia ha un cuneo fiscale a carico dell'impresa del 46%, la Germania ha un cuneo fiscale a carico dell'impresa del 32%. La nota leggermente positiva è che la previsione di lieve aumento delle vendite all'estero della provincia di Udine. La provincia di Udine è ciò che sostiene le vendite all'estero dell'intera regione, perché i 4 miliardi e 719 milioni di euro registrati nel 2019 mantengono un più 6% di esportazioni. È vero che questo dato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è in riduzione, perché parlavamo di più 10,4%, ma comunque parliamo di un dato che è pari al triplo della media del Friuli Venezia Giulia. Ricordate che è un dato comunque penalizzato dalla cantieristica, e parliamo di più del doppio della media italiana.
Fatto 100, come ultimo dato che vi do, fatto 100 la quota di esportazione del Friuli Venezia Giulia, sappiate che la provincia di Udine ne fa il 45%, Pordenone il 28%, Trieste il 20% e Gorizia il 7%. Il 45% della provincia di Udine è in netto aumento rispetto all'anno precedente, che era solo un 38%. Ultimo dato sulla provincia di Udine è l'occupazione, assunzioni e cessazioni. Parliamo di 2018 messo a confronto con il 2019. Abbiamo messo a confronto la occupazione e disoccupazione maschile rispetto a quella femminile. Il tasso di disoccupazione, che vi ricordo è il rapporto fra disoccupati e la somma fra occupati e disoccupati, è in riduzione nel 2019 dal 6,3% dell'anno precedente al 6% di quest'anno, ma come vi ho detto la disoccupazione maschile è in riduzione del 5,3% rispetto ad una riduzione del 4,7%, quella femminile è in aumento del 7,5%. Per parlare di disoccupazione nei settori specifici parliamo di contratti prevalenti, tipologia contrattuale prevalente, quella a tempo determinato, che è pari al 51% del totale, segue il tempo indeterminato con solo il 17% del totale, il lavoro in somministrazione pari a quello a tempo indeterminato che è più o meno del 15%, mentre il lavoro intermittente oggi registra il 7% del totale. Nello specifico del manifatturiero, la tipologia contrattuale prevalente utilizzata è il lavoro in somministrazione pari al 38%, poi c'è il tempo determinato pari al 31%, il tempo indeterminato pari al solo 18%. Questa è una visione rapida che è passata dal livello nazionale al livello regionale al livello territoriale della ex provincia di Udine. Adesso parliamo di Confindustria Udine. Cosa fa Confindustria Udine? Ecco, è stata coniata una parola, non da noi, anzi una frase, che è il modello Udine. Questo termine è stato coniato dalla Commissione di internazionalizzazione di Confindustria Nazionale per identificare un metodo strutturato ed efficace di fare associazionismo a supporto del sistema economico produttivo di riferimento. Vediamo a cosa si riferisce il modello di Udine. Parliamo di internazionalizzazione, innovazione, formazione, credito, responsabilità sociale e rapporti istituzionali. Partiamo dal primo e anche uno dei più importanti: internazionalizzazione. Siamo partiti dal nostro punto di forza principale, come si è parlato fino ad ora, ovvero la propensione all'esportazione, che è la più elevata del paese, con le esportazioni della provincia di Udine che spingono avanti l'intero sistema del Friuli Venezia Giulia. Allora, come si è detto, la nostra associazione è parte attiva di Confindustria Serbia, di Confindustria Montenegro, è socia fondatrice di Confindustria Slovenia e ci stiamo adesso allargando alla Polonia e ad altre confindustrie internazionali. Quindi com'è il nostro metodo? Entriamo come soci, individuiamo per le nostre aziende quelle che sono delle concrete opportunità di business sia per l'export sia per delle collaborazioni strategiche che possono arrivare fino al supporto dell'insediamento diretto realizzato per rafforzare quello che è la casa madre in Italia. Ci occupiamo sul campo dello scouting sia commerciale che produttivo, poi sono sempre ovviamente i nostri imprenditori a decidere come e dove procedere all'interno di quelli che sono i binari tracciati da Confindustria Udine. Ci siamo concentrati sull'accompagnamento e sulla ricerca di potenziali partner in determinati settori, quello metalmeccanico, siderurgico, alimentare, delle energie rinnovabili e ICT, e ciò ha portato ad avere oltre un centinaio di imprese nostre associate
associate che si sono affacciate a queste aree geograficamente vicine. Questo lavoro ha permesso di entrare nel merito di progetti nel campo del settore idroelettrico, l'arredo di alberghi e ristoranti e per le lavorazioni conto terzi, importazione di materie prime. Continueremo con questa attività di ingresso all'interno delle economie, partendo da quelle più vicine per passare a quelle più lontane attraverso il sistema confindustriale. L'innovazione è un altro dei punti strategici del nostro programma. Partiamo da Friuli Innovazione, una nuova mission strategica e di riordino dei parchi scientifici territoriali. Ci siamo seduti al tavolo insieme alla Regione e Area Science Park. Noi non vogliamo che Friuli Innovazione faccia un'attività immobiliare. Questo ammettiamo che è servito per risanare un bilancio e quindi oggi partiamo da un parco scientifico sano per ritornare a svolgere un'azione strategica importante territoriale con focus sia sulla montagna che sull'innovazione vera e propria per le nostre aziende associate. Parliamo anche di Digital Innovation Hub, è un qualcosa che riguarda la competitività dell'intero territorio. Parliamo di innovazione industria 4.0, facciamo in modo che i criteri di eleggibilità per le agevolazioni e per i contributi a fondo perduto sia nazionali che regionali possano essere rispettate dalle nostre aziende associate e per fare questo abbiamo anche identificato un metodo aggregativo per far sì che aziende con interessi di innovazione e con progetti che potevano essere messi insieme sono diventate eleggibili per bandi di più alta caratura e questo ci ha portato ad avere contributi a fondo perduto ministeriali in campo Industria 4.0 per 24,5 milioni di euro, in cofinanziamento regionale per 2,4 milioni di euro. Possiamo anche dire che l'intervento a fondo perduto ministeriale è collegato a stretto giro con quello che è l'intervento regionale, perché ovviamente il livello nazionale ragiona che tanto più è elevato il contributo regionale, tanto è importante il progetto per la regione, tanto più viene investito a fondo perduto. Nei progetti di fabbrica intelligente 4.0 siamo riusciti ad ottenere dalla regione il massimo contributo ammissibile. Questo ci ha permesso di arrivare a contributi nazionali dell'ammontare di cui vi ho appena parlato. Per quanto riguarda invece la collaborazione pubblico-privata, l'ingresso di Confindustria Udine all'interno del consiglio di amministrazione di INSIEL ha iniziato a dare i propri frutti. La legge Madia è stata applicata con successo perché questo ha dato la possibilità all'azienda in house di proprietà della regione di poter firmare dei contratti con le imprese private e questo è accaduto nel 2019 per la prima volta. La legge Madia prevede fino al 20% del fatturato dell'azienda in house effettuato con aziende private, quindi questo è il primo contratto che ha dato il via ad una collaborazione ben più ampia. Passiamo a un altro pilastro di Confindustria Udine che è la formazione. Formazione partendo dall'EMBA, l'Executive Master in Business Administration, in collaborazione con l'Università di Udine. Questo è un progetto partito in sordina, ma nel quale ci abbiamo creduto molto fin dall'inizio. Ci siamo resi conto di quello che era un bisogno irrisolto per gli imprenditori della nostra territoriale, ovvero quello di aggiornamento continuo. I nostri imprenditori non hanno tempo di andare a Trieste a fare un
Executive Master di andare a Milano, e quindi abbiamo deciso di strutturare un Executive Master ad hoc. Questo significa un weekend al mese per 2 anni, e questo ha portato a 89 iscritti. Il nostro limite massimo iniziale era una classe da 20 persone, siamo riusciti ad arrivare a 3 classi da 20 persone, quindi purtroppo abbiamo dovuto fare una selezione all'ingresso escludendo 29 persone interessate, che comunque faranno parte della prossima tornata di Executive Master, perché non intendiamo fermarci qua. Abbiamo triplicato il tetto massimo. Altri progetti: Eureka funziona, ha visto quasi 200 studenti e nel 18-19, mentre 19-20 questi studenti sono già aumentati. Si tratta di un progetto che nasce da Finmeccanica e per le quinte elementari, giusto direttore? Sì. Per stimolare la cultura del saper fare e la cultura del problem solving nei bambini, diciamo quasi ragazzi. Successivamente abbiamo il progetto Orientativamente, che nel 18 e 19 ha visto la partecipazione di 833 studenti, che sono passati a oltre 1000 nel 19-20. Gli incontri con le famiglie. Perché le famiglie? Perché sono i principali influenzatori dei nostri ragazzi, quindi è inutile che andiamo ad orientare per cercare di allineare domanda e offerta di lavoro quando le famiglie a casa continuano a influenzare in una maniera non appropriata i ragazzi che noi cerchiamo di orientare nella direzione corretta. Quindi parliamo anche con loro. Fabbriche aperte, 18-19 hanno visto 520 studenti all'interno di 19 fabbriche, le fabbriche sono passate a 27, gli studenti a 600 nell'anno in corso, mentre Talk di storia di persone e imprese vede di ricreare il mito dell'imprenditore, quindi cerca di spiegare che non è mai stato facile fare impresa. Non lo è oggi, ma bisogna rimboccarsi le maniche e anche attraverso i fallimenti bisogna, con spirito di sacrificio, continuare a battersi per ciò in cui si crede. Questo lo raccontano i nostri imprenditori agli studenti. Dopodiché, altro pilastro è il credito. Ci stiamo battendo per l'integrazione degli strumenti di accesso al credito per i nostri imprenditori. Con la Regione abbiamo instaurato un dialogo aperto. Friulia dovrebbe iniziare ad investire sul territorio, non solo su quei progetti dove chiunque altro investirebbe, ma su progetti magari con un profilo di rischio un po' più elevato, ma dove il suo intervento porterebbe ad un effettivo salvataggio delle nostre imprese, che oggi vedono anche EBITDA positivi, ma con profili di indebitamento decisamente troppo elevati per la continuità dell'attività caratteristica. Non solo Friulia, ma anche dialogo aperto con FRIE, con Finest, anche attraverso il mio ultimo ingresso all'interno del consiglio di amministrazione di livello nazionale, che è Simest. Ma lascerei un attimo la parola al vicepresidente vicario per parlare dell'evoluzione enorme che ha avuto Confidi Friuli nell'ultimo biennio. Ci sono stati dei momenti molto importanti di Confidi Friuli. Il primo fra tutti è stata la fusione con Pordenone, esattamente il 7 febbraio 2019. Nella seconda parte del 2019 si sono visti subito gli effetti, abbiamo aumentato, ma a breve emetteremo tutti i dati del nuovo bilancio, di circa il 39% il nostro impegno in tutta l'area del pordenonese. Una fusione che ci porterà nuovamente a essere un soggetto vigilato, uno dei poco più di 30 in Italia, che chiaramente consentirà anche alle banche di operare insieme a noi in perfetta tranquillità. E negli ultimi anni la Banca d'Italia ha chiuso molto l'attività dei Confidi, cercando di farli aggregare, un po' per via di qualche piccolo fallimento da 2-3 miliardi di euro, un po' perché chiaramente l'attività del Confidi sta diventando un'attività parallela alle banche, in supporto alle banche, ma soprattutto in supporto al territorio.
anche noi ovviamente ci stiamo impegnando a fianco di Confindustria per cercare di migliorare quelle che sono le performance sotto il profilo del credito delle aziende, ma migliorarle anche sotto il profilo della qualità del credito. Andiamo avanti, un altro pilastro di Confindustria Udine è la responsabilità sociale d'impresa. Ci sono 2 progetti attraverso i quali Confindustria Udine oggi dimostra l'enorme attenzione che viene data alla responsabilità sociale d'impresa, e che sono Sapremo, il progetto che è stato attivato nel 2019, inizio 2019, in partnership con la Questura di Udine, l'Ordine dei Medici, l'Università di Udine e Confindustria, dove andiamo a cercare di dare la direzione corretta ai nostri giovani, perché il dato un ragazzo su 3 oggi fa uso di stupefacenti o comunque di droghe è un dato non solo preoccupante, ma paragonabile a una sorta di epidemia. Noi oggi abbiamo il problema di avere un disallineamento di domanda e offerta di lavoro. Domani non avremo nessuno da formare, guardando le nascite e guardando la problematica del fatto che un ragazzo su 3 oggi si perde. Cerchiamo attraverso l'esperienza imprenditoriale di far capire che la progettualità, l'avere un'ambizione, l'avere un obiettivo nella vita porta ad una qualità della vita stessa che è migliore. Sempre in tema di responsabilità sociale d'impresa, sappiate che Confindustria Udine ha da poco attivato un percorso di investimenti che vedono il ritorno della remunerazione a delle onlus del territorio. In questo caso il primo investimento è stato fatto con Azimut per 100.000 euro. Sappiate che il 100% della remunerazione di questo investimento mobiliare andrà a sostegno dell'associazione onlus Vicini di Casa. Allora, un altro pilastro fondamentale di Confindustria Udine, rapporti istituzionali. Bisogna rendersi conto di quello che è il ruolo degli associati di Confindustria Udine a livello nazionale e internazionale, e questo è avvenuto negli ultimi 2 anni. Quindi non voglio dilungarmi. La mia presenza quale consigliere di amministrazione in Simest, in Promos Italia, in ISIEL, per fare degli esempi, oppure Piero Petrucco, vicepresidente di ANCE nazionale, vicepresidente europeo dei costruttori e membro del gruppo tecnico di cooperazione internazionale allo sviluppo di Confindustria Nazionale, Dino Ferragotto, presidente della cabina di regia IP for FVG, presidente di Confindustria Slovenia, Marco Bruseschi, coordinatore dei consorzi energia italiani, e qua siamo ancora all'interno del Consiglio di Presidenza, Cristian Vida, presidente di Confidi Friuli Venezia Giulia, membro del gruppo internazionalizzazione di Confindustria Nazionale, Adriano Lucci, membro del gruppo tecnico internazionalizzazione dei territori di Confindustria Nazionale, Matteo Tonon, past president, membro gruppo tecnico organizzazione di Confindustria Nazionale, Paolo Fantoni, presidente European Panel Federation, Massimo Masotti, presidente sezione trasporti internazionali di Anita, Marco Vidoni, presidente di Assolegno, Alessandro Calcaterra, presidente di Fedecom Legno, Franco Di Fonso, presidente cluster Arredo e Sistema Casa SRL, Michele Nencioni, il nostro direttore, vicepresidente del Ditedi, solo per farvi i principali esempi. Altri temi, e qua sono in conclusione. Patto con i sindacati è un patto tra imprese e sindacati per il rilancio dell'area udinese. Significa supporto della territoriale di Udine per supportare il Friuli Venezia Giulia, per supportare il nostro paese.
una logica strategica di lungo periodo. Dopodiché un altro progetto importante al quale bisogna fare riferimento in questa conferenza stampa è il progetto della Torre Santa Maria, ovvero un progetto di ristrutturazione che vedrà investita una parte importante del patrimonio mobiliare di Confindustria Udine per ridare importanza a quella che è la nostra sede, uno degli edifici storici della nostra città, e per far sì che la stessa possa diventare un luogo conviviale dove verrà instaurato il Museo dell'Ingegno e verrà strutturata una aula per conferenze da oltre 250 posti a sedere. A partire, diciamo, operativamente dal 2018 ad oggi abbiamo 81 nuove imprese associate, di cui 49 soci effettivi, 25 aziende start-up e 7 soci aggregati, per un totale di 1425 dipendenti, un numero del quale andiamo decisamente orgogliosi. I cinesi stanno lavorando per se stessi, cioè i cinesi fanno lavorare i cinesi. Già a livello di infrastrutture si parla di investimenti epocali, no? Da quel punto di vista. La percezione che abbiamo noi, cioè noi faremo parte di questa partita o ci diamo da fare per far parte di questa partita? Beh, allora, se lei dice che i cinesi fanno gli interessi dei cinesi, vicino ci mettiamo gli americani e fanno gli interessi degli americani, è solo l'Italia che non fa gli interessi degli italiani, purtroppo. Come vediamo, i consumi interni americani sono aumentati in maniera esponenziale. Quindi è vero che la battaglia degli Stati Uniti commerciale verso la Cina e non solo sta portando i propri frutti. Ovviamente c'è anche da dire che le battaglie commerciali di questo tipo non possono essere a lungo periodo, perché da un lato il mondo si riequilibra da un punto di vista di sistema economico, come vediamo, se aumentano i dazi da una parte, se aumentano dall'altra, se aumentano, finché diventerà insostenibile e si dovrà ritornare alla riduzione. Noi dovremmo essere più bravi a mantenere il valore aggiunto delle nostre lavorazioni, perché l'Italia oggi è considerata a tutti gli effetti un paese di subfornitura, prima fra tutti della Germania. Il problema dell'Italia è che è bravissima nella costruzione di quelli che sono i componenti di un determinato prodotto finale, che poi viene però assemblato in Germania, per esempio, e mentre il componente viene venduto ad un prezzo di costo, solitamente il prodotto finale ha un prezzo che è totalmente diverso. Questo è quello su cui dovrebbe lavorare l'Italia, quindi il termine delle catene del valore, l'arrivare fino a valle del sistema delle catene del valore. Dopodiché lei mi chiede Via della Seta. Allora, non farne parte il Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia dal punto di vista di subfornitore è per eccellenza una regione di subfornitura rispetto alla Germania. Non possiamo non fare parte di questa cordata, perché significherebbe restare esclusi. I cinesi, se non entrano da una parte, entrano dall'altra senza creare quel sistema infrastrutturale ausiliario di cui hanno bisogno per effettivamente entrare in un continente dove potrebbe essere il porto di Trieste in questo caso. Dobbiamo essere bravi al far sì che le infrastrutture secondarie di supporto all'infrastruttura primaria siano adeguate e siano in grado di connettere all'infrastruttura primaria tutte le imprese del circondario, del territorio, per far sì che non sia solo un corridoio di passaggio il Friuli Venezia Giulia, ma possa trarre effettivamente benefici. Il dire di no a chi vuole investire è assolutamente assurdo. È il discutere come questo investitore estero deve investire. Ma siamo d'accordo su questo? Tutti
tutti, ovviamente non siamo neanche in una Confindustria unica, quindi mi è difficile rispondere per gli altri. Noi sicuramente siamo d'accordo, noi assolutamente vediamo la potenzialità dell'investimento straniero all'interno di un'infrastruttura locale che può diventare internazionale come il porto di Trieste per le nostre imprese. Ci stiamo battendo per la definizione delle infrastrutture secondarie, come ho detto, per far sì che tutti possano trarre beneficio, non solo le grandi imprese che da sole, come al solito, riescono ad essere connesse allo sbocco internazionale. Euroregioni News.